Mister, alla luce di come si è sviluppata la gara, si ritiene soddisfatto del pareggio o secondo lei poteva scaturire un risultato più positivo per voi? Sai, quando sei in vantaggio nel primo tempo e comunque hai anche le occasioni per fare il raddoppio, ti tieni in mano un po' il gioco, ecco, il pensiero lo fai, però comunque c'è anche un'altra squadra, una signora squadra che è entrata nel secondo tempo con molta più energia, ci ha messo un po' lì, ha trovato il gol e poi insomma poi abbiamo portato a casa un pareggio secondo me importante, equilibrata la partita, è stata una bella partita, bene, accettiamo quello che dice il campo. Secondo lei ci sono buoni presupposti per far bene in questo campionato per la sua compagine? Ma penso di sì, no? Oggi abbiamo schierato 6 ragazzi dell'Under, ma li ho schierati anche se avevo gli altri in panchina, non è che eravamo in emergenza, quindi dimostrazione che comunque i ragazzi, anche giovani, sono bravi, ce li abbiamo, cerco di fare giocare la miglior formazione possibile al momento, poi ho messo dentro un po' di esperienza per averla ancora verso la fine partita e quindi niente, noi siamo fiduciosi, io sono fiducioso del gruppo che ho, sono contento e cerco di farli esprimere nel miglior modo possibile, di farli crescere e dare il mio contributo anche per loro, per la loro crescita e per la crescita di squadra. La ringrazio, gentilissimo. Grazie a voi, ciao ciao. Grazie, mister.